anche dell'approdo. E credo che le parole da una parte riescano sostanzialmente a incorporare il senso geografico, come vi dicevo, questo senso, questo luogo appunto del cuore. Io sono nata, ho vissuto, diciamo, sono nata in via Carducci e poi i miei si sono trasferiti nella parte bassa di via Moroni. Il mio quartiere è stato San Paolo, i miei lo frequentano tuttora, le mie sorelle, i miei nipoti. E devo dire che secondo me è una zona che definisco, cioè sono una cittadina che però è stata in una zona che definisco di periferia, in un punto che è, direi, tra il centro della città da una parte e però anche il margine, che in alcuni casi è anche marginalità, nel senso che appunto io ho frequentato la scuola Spuri prima e poi la Mazzi successivamente, e negli anni 60 c'erano le famiglie praticamente che venivano un po', come è stato raccontato da Matteo Colleoni, le famiglie abbandonavano i paesi della Bergamasca e arrivavano in questa zona, esattamente come in alcuni casi il sud d'Italia. E ripeto, successivamente poi dal 91 abito invece in via Quarenghi, e ogni volta che dico via Quarenghi ad un cittadino vedo una sorta di sobbalzo, come se si delineasse in qualche modo, ecco, come dire, via Quarenghi, e io immediatamente dico, ma veramente nella parte in fondo, cioè tra via Quarenghi e via Bonomelli, come dire, a mo' di scusa. Ecco, qua il margine nel 91, quando ci sono arrivata, quindi 17 anni fa, erano i tossicodipendenti, per cui io incontravo sulle scale dal garage per entrare appunto in casa mia, c'erano i tossici con le classiche siringhe, e devo dire che, perché c'era il Pepper praticamente in via Paleotta. Adesso, grazie, adesso invece, da qualche anno appunto, il margine è caratterizzato dagli immigrati che hanno occupato i negozi, gli spazi che stanno per le strade, che in alcuni casi davvero è faticosa la convivenza, perché appunto parcheggiano regolarmente davanti al cancello che a me serve da aprire per poter da una parte entrare e dall'altra parte uscire, e tutto quello che posso fare è continuare a suonare con il clacson mentre questi mi dicono di aspettare 1 minuto, 5 minuti, tanto devono solo fare una commissione e voi, cioè appunto io devo, ripeto, entrare e dall'altra parte uscire. E la fatica sta nel considerare in qualche modo più il comportamento sganciato dalla persona per evitare sostanzialmente di cadere negli stereotipi, nei luoghi comuni e così via, perché in realtà parcheggiavano nello stesso modo anche i clienti che venivano nei precedenti negozi, sempre appunto sotto casa mia. Io ho abitato, ripeto, la mia infanzia e la mia adolescenza l'ho vissuta nei cortili del quartiere dove sono nata, appunto per me San Paolo e via Carducci, quindi la Briantea, abitando, ripeto, lo spazio esterno e quindi il cortile e il marciapiede, e secondo me in quel momento era il luogo che definiva un'appartenenza, quindi in realtà c'era una presa di possesso in qualche modo di questo territorio, e che avvertivo, cioè si era amici, si frequentava la stessa scuola, lo stesso oratorio, si abitavano appunto i marciapiedi, quindi il luogo definiva l'appartenenza. Adesso per me è molto diverso, io non sosto mai, io attraverso i luoghi, non sento di abitare le vie di Bergamo sostanzialmente, utilizzo appunto, come diceva l'avvocato Gnocchi prima, la bicicletta per far prima, per muovermi più velocemente da un luogo ad un altro, pochissimo anch'io la macchina, perché mi serve arrivare nei luoghi dove mi interessa andare, quindi l'università, il carcere perché lavoro anche là, ma i luoghi dei dibattiti, degli incontri, delle conferenze, appunto non sosto, perché in realtà quello che mi interessa è raggiungere dei contesti dove, o dei luoghi appunto, dove si definisce la mia appartenenza, però non è legato al mio quartiere. Cioè, mentre prima la mia appartenenza era legata al territorio, il quartiere adesso è completamente diversa. Vado dove c'è un interesse specifico e sono io che mi muovo continuamente, forse all'insegna di quella mobilità di cui effettivamente è stato detto prima. Attraverso, nel senso che quindi convivo anche attraverso via Quarenghi, dove appunto c'è lo spacciatore, in questo caso è nero, e che mi dispiace appunto che spaccia esattamente sotto casa mia, però è anche quello, devo dire, lo racconto perché è così, che mi sono ritrovata a ringraziare anche in una situazione un po' incresciosa e contemporaneamente comica, per cui un giorno in bicicletta, tornando a casa con la spesa, avevo appeso al mio manubrio
un pacco di 24 rotole di carta igienica che si apre in mezzo alla strada, si fermano le macchine, un camioncino e chi mi aiuta? Lo spacciatore, per cui eravamo in due a tirare su i rotoli veramente di carta igienica in una situazione veramente surreale da una parte e da allora lo saluto regolarmente, proprio perché in realtà io devo dire che non ho mai urlato con loro, non ho mai fatto intervenire la polizia, un po' vi ho detto lavorando in carcere, quindi la cosa si complica, e così è, questo è. Devo dire che abito in un condominio che definisco un condominio di vecchi. Io amo di più il termine vecchio che anziano, mi scuso se... Nel senso che persone appunto che sono arrivate negli anni 60 hanno visto crescere i loro figli e andarsene e adesso sono in qualche modo terrorizzati dalla presenza di tutti questi stranieri che stanno sotto i loro balconi, ma anche per una questione hanno chiamato le forze dell'ordine eccetera, c'è stato appunto hanno provato in qualche modo a reagire ma si sentono comunque espropriati e sono arrivati in alcuni casi addirittura nel momento in cui soprattutto in estate le voci si alzano perché appunto loro abitano il territorio, nel senso che occupano lo spazio, ne prendono possesso mentre noi lo attraversiamo soltanto, addirittura quando non riescono a sentire la televisione in estate buttano giù dei gran secchi d'acqua. E non sono cattivi sostanzialmente, credo che si possa parlare di soggetti incattiviti se volete dalla situazione, dal senso di essere stati un po' anche forse espropriati del loro territorio.